La pagina degli spettacoli, la buona novella di De André in siciliano, un progetto che si avvera grazie al cantautore e maestro di Cunto Francesco Giunta, in prima fila ad applaudire anche Dori Ghezzi. Giuseppe Marino. Ali testi insonnacchiati di sta gentica, batte un cori di martello fermo non ci sta. Lo diceva Fabrizio De André, un uomo che perde il dialetto è come un animale che perde l'istinto. Ma Faber, dopo genovese, napoletano e sardo, ora canta anche in siciliano, piccolo miracolo di 4 intense voci femminili e del cantautore e maestro di Cunto Francesco Giunta. E lui, 50 anni dopo, a realizzare il sogno della buona novella di De André in siciliano. Il risultato è un vinile con la stessa copertina di allora e uno spettacolo che è pura poesia. L'uno suo chianto Si aggiunge l'emozione di tornare in teatro, la platea vibra, in prima fila Dori Ghezzi ascolta commossa e applaude. Io spero sia proprio una buona novella per la Sicilia, soprattutto per tentare di dire una volta e per tutte in modo chiaro che il dialetto siciliano non è la lingua dei mafiosi, è la lingua della nostra cultura migliore.